Al Dipendino è la nuova campagna di promozione e informazione realizzata dall'Arlef che partirà il prossimo 30 settembre. Obiettivo: stimolare il pubblico, in particolare i giovani, a farsi parte attiva nell'alimentare e sostenere la lingua friulana. La Regione continua a investire per la valorizzazione del patrimonio linguistico regionale. Assolutamente sì, noi ci crediamo che la presenza di gruppi così forti di lingue minoritarie sul territorio regionale sia assolutamente un valore da coltivare, da mantenere, da promuovere anche. Sul friulano poi stiamo parlando di una lingua minoritaria che tanto minoritaria non è, visto che rappresenta una buona fetta del Friuli Venezia Giulia. Stiamo oltre i 2 milioni di euro, quindi insomma ingenti risorse che vengono messe in campo direttamente, ma ripeto, risorse che non pesano, anzi vogliamo che vengano utilizzate per la promozione della lingua sul territorio. La campagna promozionale di quest'anno da che cosa è caratterizzata? Beh, sinceramente, come che io dei, è caratterizzata di una sensibilizzazione ma anche di una responsabilizzazione di tutti che hanno ancora la lingua furlana, tant'è vera che dopo la parola dipende può essere una parola che avendo prada per deresponsabilizzare come che vigno detto da chi si ultimi periodi da chi si ultimi scienze o per responsabilizzare e di fatti al dipende di che dopo la rang a sei gli attori sul territorio sui nostri giovani ma anche perché riguarda i grains che hanno di sapere di più sulla lingua furlana.